Molta gente, amici e compagni di squadra stamani hanno dato l'ultimo saluto a Vasco Zaina, il paracadutista di 48 anni precipitato mercoledì scorso al campo di volo dell'aeroporto dell'Oro durante una sessione di lanci di prova del trofeo Città di Belluno. Silenzio, commozione e partecipazione allo strazio dei familiari. Il celebrante all'omelia ha spiegato così la passione per il paracadutismo, che è metafora della vita stessa. Si butta perché deve raggiungere un obiettivo, diceva quello di voi, un punto largo 2 centimetri, ma con una meta, con un punto di riferimento. E così è la vita. Un cuscino di girasoli sul feretro portato a spalla dai paracadutisti dell'Associazione Nazionale che piange la morte prematura di un abile istruttore e atleta plurimedagliato. A Belluno le indagini proseguono. L'esame autoptico eseguito sabato scorso ha escluso, in base alle prime risultanze, che Vasco Zaina sia stato colpito da malore durante la fase di lancio. Prende così sempre più corpo l'ipotesi di un probabile malfunzionamento dei paracaduti. Quello principale, riposto dallo stesso Zaina, non si è aperto, così come quello di emergenza. Il procuratore capo di Belluno ha affidato a uno dei massimi esperti del settore, l'ingegnere De Blasi di Torino, l'incarico della perizia che dovrà accertare eventuali anomalie. La moglie di Vasco Zaina, Bruna De Paoli, giudice internazionale di paracadutismo, ha chiesto agli inquirenti che gli accertamenti vengano affidati ai massimi livelli. Vorrei avere i massimi livelli dei tecnici italiani a valutare il materiale di mio marito, in quanto lui era un istruttore, esaminatore senior riconosciuto dall'ENAC e pertanto ritengo che questa attività di sorveglianza e di controllo accurato deve essere fatta dai massimi livelli.